Quando ero di sopra mi sono svegliato e poi sono tornato a letto. Cioè, hai sentito un rumore come se fosse un animale che passava? Sì, però sento così tanti rumori alla notte che sono abituato. Hai mai visto o sentito altri animali qua a girare? No, tranne gli scoiattoli. Anche per i bambini che vivono a Valle San Floriano la presenza dei selvatici è normale, ma forse non tanto fino a trovarselo sulla porta di casa, come è accaduto pare più di una volta a un residente della borgata, l'ultima volta poco dopo l'ora della colazione. Personalmente non l'ho mai visto, però se ne sono trovato in giardino anche qui vicino. Sì, quello sì, è stato visto tante volte qui in zona in diversi orari. E quando vai a passeggiare col cane fai fatica a lasciarlo libero. Sempre guinzaglio la notte la tengo dentro perché sì, ho sempre paura che magari passeggino qui intorno e entrino. Io veramente non li ho mai visti. Ma vi preoccupa? Penso di sì. Mille volte andavo a camminare su per il bosco, adesso non vado più con loro. E neanche da sola. Noi non abbiamo paura di tutti, se non spaventano Tommaso. Non hanno aggredito l'uomo finora, almeno qui. La presenza del lupo sulle colline nella piana di Valle San Floriano è ormai consolidata, ma la confidenza non deve essere alimentata e facilitata. Secondo me è meglio spostarli perché non si sa mai, anche quei piccoli qua che girano, che vanno avanti e indietro qua.